Sì, il tema della mobilità è un tema centrale nelle politiche dell'attuale nostra amministrazione ed è anche un tema che ovviamente manifesta delle criticità dai parcheggi all'inquinamento al traffico. Per dare risposta in tempi brevi a queste necessità ci siamo affidati alla nostra municipalizzata MOM, l'azienda del trasporto pubblico, e al socio privato che hanno creato questa straordinaria progettualità che proietta Treviso nel 2030 all'insegna della metropolitana in superficie, all'insegna dell'intelligenza artificiale, di servizi condivisi, e abbiamo voluto ovviamente coinvolgere da un punto di vista anche comunitario il comune di Villorba, e ringrazio il sindaco Francesco Soligo perché abbiamo superato le barriere amministrative e municipali e abbiamo guardato a Treviso e Villorba come un'unica grande comunità che ha le stesse necessità. Quindi uno sguardo al futuro importante che mette al centro la sostenibilità, la mobilità, il tema dei parcheggi e anche la viabilità. E quindi siamo davvero entusiasti di aver presentato questo progetto che di fatto diventa anche il brogliaccio per tutte le iniziative che poi da qui all'assegnazione del bando andremo ad attuare, come per esempio il nuovo piano parcheggi.